Rieccoci qua. Allora, stavamo dicendo prima della nostra parentesi che ci occuperemo di una ricerca molto importante che è stata condotta da un paio di ricercatori che sono dedicati anima e corpo in questo, l'iniziativa da parte dell'FNP, della CISL, sindacato della CISL, per parlare di questa ricerca che riguarda la sanità, ma riguarda un po' la nostra società, perché poi purtroppo più o meno tutti quanti noi, dico proprio purtroppo, abbiamo bisogno sia del sociale che del sanitario, bisogna che questo funzioni in un certo modo, ma dove stiamo andando e soprattutto quali sono le prospettive future? Non sembrano purtroppo molto rosee. A parlarne saranno i nostri interlocutori, i nostri esperti. Vanna Giantin, segretaria generale FNP Veneto, grazie di essere qui con noi segretaria. Buonasera. Che ci illustrerà anche lo scopo di questa ricerca, da che cosa nasce, farà anche i commenti tra virgolette politici, diciamo così, mentre strettamente tecnici, però raccontandoci anche le difficoltà di questa ricerca, perché non è cosa di poco conto ed è bene anche informare questi nostri telespettatori, il dottor Stefano Dal Pracaputo, ricercatore, grazie di essere qui con noi, e il dottor Francesco Peron, sempre ricercatore, grazie anche a lei. Allora, segretaria, incominciamo un attimo a capire da che cosa nasce questa esigenza, questa idea di avere dati concreti e di impegnare una ricerca così importante, insomma. Allora, noi abbiamo commissionato questa ricerca, come vedete, a 2 giovani ricercatori, perché siamo convinti che i giovani devono lavorare anche per noi, perché avevamo di volta in volta davanti dati diversi, di provenienza diversa, e quindi non riuscivamo a capire qual era il contesto, chiamiamolo socio-economico, in cui si muoveva il mondo degli anziani e quali erano le esigenze. Tant'è vero che la ricerca è indirizzata a invecchiare in Veneto tra esigenze e aspettative. Ci sono delle esigenze concrete, ma ci sono anche delle aspettative che gli anziani hanno. E da qui abbiamo chiesto ai giovani ricercatori di farci una ricerca a tutto campo, che mettesse a conoscenza numeri reali di popolazione, invecchiamento, assistenza sanitaria, assistenza, diciamo così, socio-economica e soprattutto la correlazione con le pensioni che i nostri pensionati hanno. Perché le esigenze e le aspettative vanno poi conciliate con le disponibilità economiche che hanno i nostri pensionati. Che lei sappia, sono state condotte in altri ambiti nazionali ricerche del genere? Così articolate no, singole ricerche sì, ma noi avevamo bisogno di capire qual era il tipo di popolazione che avevamo, divise per fasce d'età, com'era distribuita nel territorio del Veneto, quali erano i punti di assistenza sanitaria e sociosanitaria e qual è l'evoluzione che il nostro Veneto avrà. E da qui abbiamo detto mettiamo insieme tutti i dati, sono dati che servono per capire il contesto, per capire dove andiamo, ma anche per capire dove indirizzare la contrattazione sociale. Esatto, contrattazione sociale, parentesi, noi ne abbiamo parlato tante volte, però magari c'è chi ci sente e non l'ha mai sentito parlare, è quell'attività che voi svolgete da intermediari tra le problematiche delle persone, per dirci, e le istituzioni, la pubblica amministrazione, quindi una trattativa. Diciamo che è un rapporto che noi teniamo con i comuni, con le ASL, con tutte le istituzioni, per capire disponibilità economiche, settori di intervento e dove si può migliorare. E dove si può migliorare, questo è l'altro aspetto importante. Esatto. Allora, dottore, incominciamo con lei, voi intervenite tra di voi, insomma. Sì, certo. Le difficoltà, cioè, questo è un progetto importante, è una ricerca unica a livello nazionale e quindi siete stati convocati, scelti per assolvere a questo ambizioso progetto, questo compito, insomma. Sì. Quindi com'è stato un po' l'approccio? Sì, no, abbiamo lavorato bene anche per questa diciamo, visione magari diversa che c'è tra generazioni, è servita poi anche come fattore migliorativo della ricerca, mettiamola così. È stato difficile, ci abbiamo lavorato per 3-4 mesi. Caspita, perché, quindi non è una cosa di... No, la difficoltà più grande che abbiamo avuto con Francesco è quella di reperire i dati. Perché infatti è quello che anch'io mi chiedo. Le banche dati sono diverse. Che cosa vuol dire le banche dati? Che devo andare a trovare il dato sul sito dell'Istat, sul sito della Regione, sul sito di Unioncamere, perché poi abbiamo analizzato anche le assunzioni. Si prendono tutti questi dati qui, bisogna vedere gli anni a cui fanno riferimento, perché magari c'è un dato aggiornato al 2018, uno al 2013, e poi si provano a metterli insieme dando una lettura
il più unitaria possibile, che abbia un senso, ecco, mettiamola così. Quindi ci abbiamo perso molto tempo, abbiamo fatto molte verifiche anche con la segretaria e poi insomma abbiamo fatto delle conclusioni per ogni, diciamo, macro tema che poi andremo a vedere nel corso Quindi della voi puntata. non avete fatto il classico, magari tanti pensano a una ricerca call telefonico, oppure no. sono stati dei dati già certificati che vi hanno supportato in questo? Abbiamo preso delle banche dati certificate assolutamente, e poi la difficoltà, oltre a reperire il dato di per sé, è stato anche quello di amalgamarli. Quindi più non è che uno banche fa dati. il mix. Esatto, c'è il problema della lettura, che deve essere fatta in linea con quelle che sono le aspettative, con quella che è l'idea originale del progetto. Infatti prima bisogna costruirlo, bisogna costruire uno scheletro e poi si vedono i dati e da qui si iniziano a trarre delle conclusioni e fare delle riflessioni. Ecco, il fatto che riguardi un ambito un po' particolare, perché quello della sanità e del sociale non è una cosa così semplice, può avere delle compromissioni anche di carattere etico ma anche politico. Hanno giocato un ruolo questi elementi nella vostra ricerca, nella facilità di accedere ai dati? Okay. Beh, il rapporto con la segreteria è sempre stato quello di dire i dati sono oggettivi, quindi se poi si fanno delle analisi politiche queste vengono dopo, però proviamo ad analizzare i dati per quello che sono, un po' quello che la politica magari non fa in questo momento, no? Si vive molto nel breve termine, invece se vogliamo parlare di sanità, che è un qualcosa che si costruisce magari nel tempo e poi vedrà i propri frutti nel futuro, bisogna ragionare su dati oggettivi, quindi siamo stati il più oggettivi possibili. Il nostro compito era principalmente quello di fornire poi dei dati che venissero letti a livello politico in un secondo momento. Ecco, questo però veramente... le banche dati assolutamente erano quelle, erano chiare e da lì siamo partiti a costruire il progetto. Ecco, secondo voi che siete ricercatori, perché, come diceva la segretaria all'inizio, non c'è congruenza? Anch'io lo vedo, quando ti metti su internet e vai anche nei vari, vuoi avere dei dati, eccetera, non c'è un'univocità di voci che sia una. Cioè è drammatico, a questo punto non ti viene, o fai tu la media, per cui dice come metterli insieme, fai la media, quindi dici a spanne questo è, che però anche può essere vero come non vero, possono essere eclatantemente diversi, oppure i parametri sono tutt'altri, ma anche a volte gli stessi dati dell'Istat. È difficile comprendere, ci vengono propinati in modo semplicistico dalla stampa, tra virgolette, però di fatto se poi uno va nel dettaglio, e quindi chiedo a voi proprio per illustrarci che siete gli esperti, come bene leggere certe informazioni che ci vengono date. Penso che manchi un po' la cultura del dato, e può essere spiegato sotto vari aspetti, cioè se io so che in un ospedale un medico è bravo e opera e magari il risultato è positivo, magari, e so che in un altro ospedale questo medico magari un altro medico non è bravo, posso scegliere. Ecco, siccome ci sono molte disparità a livello territoriale, siccome insomma ci sono anche delle difficoltà politiche, eccetera, spesso forse manca la cultura del dato. Un tema che abbiamo detto anche alla CISL è quella di chiedere dati, sempre più dati trasparenti, perché deve essere la libertà del cittadino scegliere e sapere dove andare e quale ospedale scegliere, perché questo è importante, insomma. Sì, assolutamente. Poi la lettura del dato deve essere sempre anche integrata, perché un po' il bello di questa ricerca è stata, come abbiamo già detto, prendere tante banche dati diverse. Unendo tutti questi dati siamo arrivati a delle conclusioni, però è stato proprio l'unire, fare il percorso, partire dalla demografia, scendere poi al dettaglio della sanità, passare per le pensioni. Tutta questa lettura del dato nel loro complesso ci hanno portato a fare poi delle riflessioni complessive. Il dato singolo di per sé ovviamente dice poco, perché può avere molte interpretazioni a seconda di come lo si guarda. Può essere strumentalizzato, questo è il problema. Qui chiedo al suo porto, segretaria, perché questo dà credibilità al sindacato, cioè a chi commissiona una ricerca di questo tipo da soggetti non coinvolti, anche perché poi giovane come target d'età, eccetera, quindi fuori un po' dai giochi, tra virgolette, dà credibilità a chi la commissiona, però il dato non è così oggettivo come può sembrare. Ma infatti quello che noi volevamo ricavare da questa ricerca era la conoscenza di dati certi, che non fossero strumentalizzabili, ma che soprattutto evitasse quello che spesso succede, che arriva uno e ti dà un dato e sullo stesso argomento ne arriva un altro il giorno dopo che ti dà un dato diverso e la gente non capisce più qual è il dato vero e se quella notizia è giusta o sbagliata.
Questa è stata la prima cosa che abbiamo messo in chiaro. Noi volevamo dei dati certi che fossero utilizzabili senza essere smentiti, ma che soprattutto servissero ai nostri, diciamo, associati, iscritti, ma soprattutto ai nostri quadri dirigenti, di capire qual è il contesto del Veneto dove noi ci stiamo muovendo. E siamo partiti proprio dal dato demografico, perché il dato demografico è quello che poi guida le esigenze successive. Ecco, allora, dato demografico, insomma l'ha richiamato lei, segretario, io chiedo supporto anche dalle slide che abbiamo, e quindi la regia che ce le può mettere in onda. Sì. Che cosa ne emerge dal dato demografico? Siamo una regione di vecchi? Il dato demografico forse è quello meno strumentalizzabile, nel senso che è un dato relativamente facile da reperire, ci sono delle banche dati di Istat che ci permettono di farlo e abbiamo costruito una prima fotografia, una fotografia dell'attuale, quindi l'ultimo dato disponibile era quello al 2018 e che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che in Veneto oggi ci sono 4,9 milioni di residenti. Di questi 1.100.000 sono over 65, sono cosiddetti anziani. Quello che però ci interessa particolarmente di questo dato è la crescita della popolazione over 65. Infatti abbiamo costruito anche una serie storica, perché quello che ci interessava capire era costruire non solo una fotografia dell'attuale, ma anche capire quello che era successo negli anni precedenti, per cercare di immaginare quello che potrebbe succedere. Fare quindi delle proiezioni, insomma, sostanzialmente. Quello che ha stupito, allora noi sappiamo che la popolazione sta invecchiando, penso che sia un dato abbastanza di fatto. Quello che ci ha stupito è la velocità con cui questo sta succedendo. In 10 anni, dal 2008 al 2018, abbiamo avuto un incremento di quasi il 18% di over 65 in Veneto. Ecco, questo vuol dire, perché queste cose le abbiamo ribadite più volte, noi qua stiamo vedendo appunto questo dato che magari può essere anche analizzato un attimo, che muoiono meno persone sostanzialmente. E nascono meno bambini. E nascono meno bambini. Soprattutto nascono meno bambini. Sì. E allora è vero che la vita media si è allungata, ma è anche vero che sostanzialmente nascono meno bambini e quindi la presenza della popolazione si sposta sempre di più verso... L'asticella quindi va verso gli over sostanzialmente. Sempre su questo argomento ci ricolleghiamo, nel senso che l'analisi demografica ci permette di fare una serie di riflessioni e anche in questo caso sono riflessioni che sono avvenute dopo. Noi abbiamo scaricato questa grande quantità di informazioni, le abbiamo messe in ordine, le abbiamo pulite e poi abbiamo iniziato a ragionarci. E si può vedere come, per esempio, noi abbiamo deciso di dividere la popolazione in 3 fasce sostanzialmente. I giovani, giovanissimi, 0-14 anni, 15-64 anni e over 65. Perché queste 3 fasce? Da una parte ci sono i giovanissimi, quelli che stanno studiando, ma che da qui a 10 anni probabilmente entreranno nel mercato del lavoro. Poi abbiamo la fascia 15-64, quella che teoricamente è in età lavorativa, sta lavorando, sta producendo. E poi gli over 65, quelli che teoricamente sono pensionati. Che cosa si vede? Si vede un andamento, anche in questo caso, molto rapido, perché stiamo parlando di un blocco temporale di 10 anni. 10 anni passano molto velocemente, quindi possiamo già immaginare i prossimi 10 anni a questo punto. E che cosa succede? Che la fascia di 15-64 anni è calata di quasi 3 punti percentuali. Mentre prima rappresentava il 66,4% della popolazione nel 2008, 10 anni dopo ne rappresentava il 63,9%. Quindi la popolazione che sta lavorando sta invecchiando rapidamente. E questo in tutti gli ambiti, in tutti gli ambiti e settori. Molto presto diventeranno pensionati e non ci sarà probabilmente quel ricambio necessario perché gli under 15 stanno leggermente diminuendo, molto meno delle altre fasce, però comunque si sta rimpicciolendo anche la loro percentuale, sono passati da 14% a 13,5%. Quindi, riflessione successiva, è facile che salti quel patto generazionale che ha garantito il pagamento delle pensioni, ma non perché quale motivo, perché non ci saranno fisicamente lavoratori. E i lavoratori che ci sono stanno invecchiando. Assolutamente.
E qui, emergenza, lucetta rossa che si accende. È primo punto, eclatante. Non piccolo, diciamo. Sì, ma questo è uno degli argomenti sempre attuali. Il calo delle nascite sicuramente preoccupa molto, non solo per l'incremento della popolazione, ma perché se non nascono figli chiaramente non ci sarà il futuro dei lavoratori e non ci sarà, diciamo così, l'equilibrio delle fasce d'età. E l'altro problema è che aumentando il numero degli anziani si spostano nel territorio anche le esigenze. Crescono sempre di più esigenze da destinare alla popolazione anziana e sempre meno esigenze per la popolazione praticamente giovanile, quella più... E questo è un problema grosso, perché noi basta che guardiamo i dibattiti politici, adesso per esempio con la discussione della finanziaria si parla di asili nido gratis, si parla di dare il latte in polvere praticamente gratis, si sta tentando di rincorrere quelle che sono le necessità per far sì che le famiglie facciano più figli. Rattoppare. Però per fare più figli ci vuole una politica della famiglia, dei servizi, eccetera, che non mettano poi le donne in condizione di doversi licenziare perché non sanno dove mandare il figlio, l'asilo nido non ha posti, eccetera, eccetera, eccetera. E non è una politica spot che si può fare a ogni finanziaria, deve essere un progetto praticamente per la nazione che viene in qualche maniera consolidato. Assolutamente, ecco proprio una domanda proprio nel merito che è interessante. Voi siete giovani, che età avete circa? Io 28. 37. Benissimo, due fasce d'età. 28 anni, quindi raggiunto un certo posizionamento, mettere su famiglia, far figli? E quindi non solo rivolta a lei come dottore, ma anche ai suoi colleghi della sua età, perché si sarà confrontata con i suoi amici, eccetera. Quanti l'hanno fatto? Pochissimi. Infatti immaginavo quasi. Pochissimi, perché c'è un problema legato al lavoro. Faccio un esempio, noi siamo partite IVA, il che non è un problema, perché nessuno qua sta chiedendo un contratto a tempo indeterminato. No. E siete della fascia che neanche se lo presuppone. No, quindi... ecco, proprio non sappiamo cosa sia. Quindi non è un problema avere un contratto a tempo indeterminato, determinato, partite IVA, però ci sono alcuni temi, e ne discutiamo spesso, mamma mia. Per esempio, vado in banca, se uno ha un contratto a tempo indeterminato l'accesso al credito c'è, se uno ha una partita IVA l'accesso al credito non c'è, eppure c'è la fascia, quindi la fascia nostra, Francesco è un po' più e dopo ci racconterà la sua fascia. Però i problemi sono quelli, cioè come accedo al credito, come posso costruire una famiglia. Col nonno o col papà. E noi siamo comunque uomini. Traslato sulle nostre compagne, come può una donna non perdere il proprio lavoro se è partita IVA, come si prende l'aspettativa, la maternità viene garantita anche le partite IVA, punto di domanda, nel mentre sono in maternità i miei clienti li perdo? Ecco, questi sono problemi grossi e gravi, perché si rischia di creare un gap intergenerazionale che è spiacevole, no? Si possono garantire i diritti in maniera normale, perché per l'appunto non chiediamo un contratto a tempo indeterminato, però garantire i servizi, ecco, quello sì. Assolutamente, questo è molto interessante, non volevo entrare nella vostra vita privata, però in realtà serve molto per comprendere, anche nella sua, adesso, allora andiamo prima in pubblicità qualche secondo e poi entriamo nella vita privata dell'altro ricercatore, poi facciamo anche della segretaria, assolutamente, per par condicio, tra poco.